fare un'analisi biologica, un'analisi paleontologica nella sito. Allora, quindi, bene, inizio il Miocene, strato più basso è il primo che si è formato. Man mano che salgo trovo strati differenti e più recenti. Quindi qui un mare fossilizzato più antico, man mano che salgo altre situazioni. Guardate qua, una situazione completamente diversa. Siamo sempre nel Miocene, ma in un altro periodo più recente, con delle formazioni differenti, con fossili differenti. E attraverso questi fossili riusciamo a capire anche che cosa è successo. Fossili marini, che simili a quelli, nuovamente dei ricci, dei Clippe Ansted, simili a quelli che abbiamo visto lì, ma anche dei grossi pezzi di legno, turritelli e conigli, sia terrestri che marini, ancora dei fossili marini, uno strato morbidissimo, anche i fossili sono morbidissimi. Cosa può essere successo qua? Perché abbiamo questo mix di materiale marino e terrestre? Questo sicuramente l'ha portato il mare, e questi? E il legno? Qui abbiamo la foce di un fiume, si forma una laguna, quindi un accumulo di tutto questo materiale e allo stesso tempo il materiale marino che si accumula insieme. Attraverso questi fossili e questa diversa colorazione riusciamo a capire che cosa è successo in questo lasso di tempo. Un altro strato, fossili diversi e un paleoambiente differente. Qui troviamo i dentini di squalo, troviamo le atturie, quindi qui abbiamo un mare più profondo, differente, strato più alto, pochissimi fossili, quindi qui poco vi possiamo dire. Fine Miocene, un altro terremoto, fondale marino trema, un maremoto, si aprono delle crete, delle spaccature, e la sabbia sottile che sta sopra si inserisce in queste crepe, lasciando queste tracce che chiamiamo filoni nettuniani. Una sorta di fossile anche questo. Immediatamente dopo, un altro terremoto che coinvolge tutto lo strato. Riuscite a vedere questa parte di destra? Sì. Una faglia diretta che riusciamo a vedere a occhio nudo. La parte di destra è venuta giù di circa 2 metri. Siamo in uno strato superficiale che comprende tutto lo strato ed è venuto giù di metri. Curiosità è che su quest'altra parete riusciamo a vedere anche lo specchio di faglia, cioè come le due pareti raschiano l'una sull'altra. Contemporaneamente che cosa sta succedendo nel nostro territorio? Abbiamo anche quelle eruzioni vulcaniche che portano alla formazione della giara. Non pensate a un vulcano, immaginatevi delle crepe, delle spaccature. Zeparella, più o meno tutti conoscete la giara, immaginate come delle bocche dalle quali fuoriesce la lava, immaginate che ci vuole un po' di fantasia, una grossa buca di 44 km² che viene coperta di lava. Ecco perché la giara è così piatta, è come il liquido in un bicchiere, si posa e si appiana. E qui ci vuole ancora più fantasia di immaginare che le colline, le montagne che stanno intorno a questa buca, con l'erosione si consumano. E quindi questa giara che nasce bassa adesso è alta perché tutto ciò che sta intorno si è consumato. E sotto la giara e sotto Sant'Antini, anche questa montagna, troviamo questi strati del Miocene, con meno fossili, con fossili differenti, però stesso periodo. Qui vi faccio vedere, abbiamo qui abbiamo l'unico fossile che non proviene dal sito e che è di un altro periodo. È questo crinoide qui, eccolo qua, sempre della famiglia dei ricci, un animale. Perché è interessante e aspetta una teca tutto suo questo animale? Perché questo ha 250 milioni di anni. 250 milioni di anni fa avevamo la Pangea, una terra unica e un mare unico. Questo attesta che la Sardegna c'era e che in sostanza era un mare poco profondo. Adesso da pochissimi anni sappiamo che la Sardegna è la terra più antica, veramente la terra più antica d'Europa. Gli scisti e le rocce metamorfiche trovate sotto Tia hanno 850 milioni di anni, sono tra le prime formazioni europee. Qui abbiamo nuovamente dei ricci. Curioso pensare che tutti questi animali nel Medioevo